Quali le novità? Avete avuto un incontro con l'assessore Amel, ci relazionate in questo senso? L'incontro verteva specificamente proprio sulla problematica che riguarda igiene ambientale. I cittadini di Agrigento pagano in maniera elevata questo servizio, pertanto pretendono che il servizio risponda a canoni di efficacia, efficienza che non sono quelli ai quali assistiamo tutti i giorni. Le nostre strade con la raccolta differenziata sono diventate stranamente più sporche. Qual è il significato, qual è la causa? Ieri ne abbiamo parlato con l'assessore Amel soprattutto perché riteniamo che vi sia un gap di informazione rispetto alle associazioni, rispetto anche ai cittadini che non possono essere informati singolarmente, ma questo deve avvenire attraverso le associazioni degli utenti e dei consumatori. Quindi abbiamo chiesto di istituire una consulta comunale per i servizi di pubblica utilità dove dentro ci stanno rifiuti, acqua, trasporti, servizi in genere che oggi interessano ogni famiglia agrigentina. Pippo Spadaro, dal suo punto di vista? Oltre ad aver chiesto assieme a Maglio Cardella la consulta dei servizi all'assessore Amel, abbiamo fatto notare come la città materialmente è molto sporca, al di là del discorso che si hanno, come ha detto lui, il 70-75% della differenziata, abbiamo raggiunto questi limiti, cosa che abbiamo visto che i cittadini non ne traggono vantaggio. Perché materialmente a che serve che è arrivato al 75% se poi la bolletta non scende? E questo è un fatto molto grave. Ma non solo questo, vediamo che abbiamo chiesto dei bidoni molto grandi, posti in posti particolari con colori diversi, che se una persona materialmente non arriva a conferire con i suoi mastelli la spazzatura, può conferirla in questo e materialmente si evita questo sconcio che c'è. Tra l'altro adesso c'è la festa del mandorlinfiore e fare vedere tutta questa spazzatura sicuramente non è un bel vedere, non è un bel biglietto di visita da parte di Agrigento.